50-60% dei trentenni avrà un'ernia, un'artrosi, un qualcosa di anomalo nella parte dorsale. Questo non vuol dire che dobbiamo aver dolore, questo non vuol dire che c'è qualcosa di rotto o che è proprio quella la causa del dolore. Che ci sia un'ernia o non ci sia non vuol dire che stai bene o stai male, ok? Questo è difficile da capire all'inizio perché siamo in una transizione, siamo in un'epoca in cui la medicina del dolore e la medicina riabilitativa sta cambiando tantissimo. Purtroppo molti fisioterapisti e molti dottori che hanno studiato anni fa non si sono aggiornati e stanno dando ancora informazioni sbagliate. Una terapia manuale non dico che non serve totalmente a nulla. Se non andiamo a spiegare il perché il dolore persiste, possiamo fare tutti gli esercizi che vogliamo, possiamo fare tutte le cose che vogliamo, possiamo fare tutti i massaggi che vogliamo, il problema persisterà. Dopo la lettura di quel libro famoso che ti avevo detto, Healing Chronic Back Pain Without Exercise, ho incredibilmente guarito già solo leggendo il libro ho guarito la mia cervicale che mi faceva male da diversi anni. Qualcuno che mi conosce personalmente sa quanto ho sofferto nel Cammino di Santiago, che sono 900 km di cammino dalla Francia fino alla Spagna. A metà percorso, intorno ai 200-300 km, ovviamente il percorso si fa a piedi, intorno ai 200-300 km ho sentito che la mia cervicale veramente era in fiamme, che c'era qualcosa veramente che non andava, che avevo bisogno di strecciare, che avevo bisogno di un massaggio. Adesso posso dirti che a distanza di oramai quasi 5 anni da quell'avvenimento non ho più dolore, nonostante abbia fatto una marea di massaggi, una marea di terapia. Da fisioterapista di esercizi ne ho fatti veramente tanti. Non solo fisioterapia, agopuntura, yoga, ne ho provate veramente tante. La cosa che mi ha fatto veramente star bene e che ha fatto star bene anche altri dei miei pazienti che seguo, non solo col dolore cervicale, è appunto capire che cosa avviene dentro il cervello, capire perché queste cose vengono alla luce nel corpo. E perché vengono alla luce molte volte appunto è stress, ma lo stress funziona come allarme del corpo, ok? Quando sentiamo stress non vuol dire che dobbiamo avere per forza dolore. Il dolore arriva quando qualcosa viene represso, quando il corpo va a proteggere qualcosa che sta dentro di noi, ok? Nella mia terapia Veneziano Therapy capirai che la scrittura espressiva, la meditazione, la respirazione sono degli importanti strumenti. Quindi qual è l'approccio giusto? L'approccio giusto è guardare il tuo sistema nervoso, innanzitutto parlare con qualcuno che capisce e può capire se il dolore che senti può essere di tipo neuroplastico o di altro tipo. Potrebbe esserci magari un cancro, un tumore. So che potrebbe essere una qualcosa che è molto forte da sentire, ma minima percentuale ci possono essere queste cause. Però più dell'80% ad oggi che ha dolore persistente per più di 3 mesi è un dolore neuroplastico. Poi ci sono ovviamente delle altre caratteristiche, non vuol dire che se hai dolore da 3 mesi è sicuramente neuroplastico oppure è un cancro o un'infezione. Ci sono ovviamente delle vie di mezzo, per questo è importante parlare con qualcuno che ha studiato, che è stato informato, che ha praticato queste cose. Ovviamente può essere un dottore, può essere un fisioterapista o può essere semplicemente una persona che ha studiato come funziona il sistema nervoso a livello del dolore cronico.
ok? Sul mio sito troverai, se ti interessa, anzi ti invito a guardare il questionario sul dolore plastico, sul dolore neuroplastico, guarda i punti che ho scritto, e se ogni punto è un sì per te, vuol dire che rientri in quella caratteristica, capisci più o meno già da solo se il tuo problema può essere di tipo neuroplastico. Se lo è, ti consiglio di vedere anche la terapia che abbraccia sia la mente che il corpo. Dobbiamo capire che cos'è che nella tua vita ti tiene stressato, che cos'è il trigger, che cos'è la miccia, qual è il fattore principale in questo momento che ti tiene stressato, ma non solo in questo momento, magari in qualcosa di passato. Attraverso la scrittura espressiva riusciamo a far emergere dal subconscio queste problematiche, e incredibilmente quando vengono a emergere nel conscio, il corpo inizia a rilassarsi, inizia a distendersi. Ovviamente non c'è solo questa terapia, ci sono esercizi di respirazione mirati, che quando abbiamo dolore e tensione il nostro corpo tende a rigidirsi e la nostra respirazione tende ad alzarsi, quindi restiamo sempre in questa condizione. Il diaframma, che è un importante muscolo della respirazione che sta al di sotto dei nostri polmoni, tende sempre a star su. La cosa che dobbiamo fare è usarlo, distenderlo. I polmoni hanno molto più spazio per riempirsi di ossigeno, e in quel modo anche tutto il corpo si rilassa. È inutile che facciamo stretching, che facciamo terapie manuali, vai dallo osteopata, ti fa scrocchiare la schiena, vai dal chiropratico, ti fa scrocchiare la schiena. Io ho lavorato da massaggiatore per quasi 10 anni, so quanto può far bene un massaggio o quanto non può far bene un massaggio. Bisogna essere onesti con i nostri clienti e dire: ragazzi, è inutile che io ti faccia un massaggio per una volta ogni settimana se tu non fai qualcosa di tuo, se tu non capisci le reali cause. Ecco, la mia missione è questa: di farti capire che cosa avviene a livello interno, nel tuo cervello, nel tuo sistema nervoso, e di darti la guida, e di darti le informazioni utili, gli strumenti utili che puoi usare tu. Da fisioterapista online posso star tranquillo che non ho bisogno di vederti, toccarti, ho bisogno di vederti sicuramente, ma non per forza in studio. Quindi se hai bisogno di una mano, di una guida, ti metto il link in descrizione, puoi prendere una consultazione gratuita, la prima è assolutamente gratuita, capiamo se rientri o non rientri in questa tipologia di dolore neuroplastico. L'80% rientra, ovviamente sono onesto, se non rientri, se sento che è un qualcosa che va al di là di quello che ho studiato, di quello che è di mia competenza, ti riferirò a un medico, ti riferirò a una persona che ha più competenze su quella parte lì, ok? Quindi se hai dolore alla cervicale, mal di testa cronico, mal di schiena cronico, fibromialgia, ho iniziato anche a vedere persone con fibromialgia che stanno andando molto meglio con questa terapia, senza assolutamente farmaci, senza assolutamente terapie manuali, che tu le faccia o non le faccia non va a influenzare la terapia, si possono fare assolutamente in combinazione e in parallelo, ok? Quindi se questo video ti è piaciuto, ti invito anche a iscriverti al canale, ne arriveranno molti altri di questa tipologia, magari anche più pratici, meno teorici. Se non hai capito qualcosa o se ti interessa qualcosa in particolare, scrivimi nei commenti, avrai tutti i contatti anche del mio sito dove trovare le informazioni per prendere una consultazione gratuita, ok? Grazie mille per aver visto questo video e alla prossima, ciao!